siamo pronti con il fischio in bocca e la partenza del match. Il corner all'indietro per Sacon, parte il tiro, bel tiro da parte del numero 89 Sutton, su di lui c'è Jonas, Sutton prova a trovare il pallone, Sutton in qualche modo lo scavetto da parte del numero 10. Attenzione in contropiede del Benevento con il suo numero 10 Titon, la parata centrale efficace dell'estremo difensore della Came. Wolex capisce tutto, porta avanti il pallone di sinistro e parte questo tiro che si infrange sulla traversa. Wolex, su di lui c'è Volonino, Wolex parte il tiro con il piede, la risposta ancora Donin che deve chiudere la possibilità verso il tiro. Lolo Suazo, parte il tiro centrale, Musumeci con un po' fior, con il corner la possibilità del tiro di Donin, la deviazione da parte del portiere, la palla che finisce sul palo. La squadra di Benevento, un ottimo pallone, attenzione Sacon e l'autorete su questo tiro di Sacon. Forse c'è stata l'ultima deviazione da parte del giocatore del Benevento, probabilmente Volonino. Valex si riversa nella metà campo avversaria, la formazione di casa. Ora Sutton per Giappa e sbaglia, altra opportunità, pallone messo in mezzo, pericolosissima questa traiettoria all'interno dell'area di rigore della Came e ancora una volta Valex, ancora Del Gaudio, palla per Azzoni, parte il tiro a rete, Azzoni con questa combinazione si libera bene sul centrodestra all'interno dell'area di rigore e fa partire una diagonale vincente per il 2-0. E la rete al volo, il mancino vincente di Lolo Suazo, davvero un bel gol, stupendo questo tiro al volo di sinistro. Ancora pochi secondi, dovrà evidentemente provare il tiro Donin, parte il tiro e per un soffione sul secondo palo il via da parte dell'arbitro e si riprende la partita. Zona d'attacco per andare a sbilanciare un po' la difesa avversaria con questi continui cambi di gioco. Ecco qui il pallone filtrante per Valex, vincente questo movimento, ottimo. Ne stavamo appunto parlando, come la Came stesse cercando di muovere la difesa beneventana e c'è riuscita a trovare subito l'immediato 3-1 con questo sinistro magico nei pressi dei due pali della porta difesa da Fior. Cerca di allargare le maglie, attenzione la rete, ed eccolo qui, dicevo appunto del fatto di mettere due uomini a fianco alla porta. È arrivata Arvonio con la rete del 3-2 di guida. Donin prova ad andare via e poi la traversa di Donin, attenzione in contropiede, la possibilità del Benevento, parte il tiro, Fior, tutto regolare secondo l'arbitro per togliere qualche punto di riferimento in fase di marcatura. Titon, parte il tiro e in qualche modo c'è stata la deviazione, pallone che in qualche modo viene recuperato da Giappa e sbaglia clamorosamente ancora una volta il gol. Aveva fatto tutto bene, aveva letteralmente strappato il pallone dai piedi dell'avversario. Si riprende il gioco, il possesso di palla, attenzione Wolex ha l'opportunità di portare sul 4-2, Wolex, il tiro e la rete in contropiede a porta sguarnita col portiere di movimento. Questa volta è un gioco da ragazzi, 2 contro 1, Valex per Sutton a 3:47, 4-2, Sutton, Titon, Giappa, vediamo se tira,
la palla e va in rete e Giappa va a portare a quota 13 le sue marcature stagionali. A 1:24 il gol del 5-2 e dobbiamo dire che ormai i giochi sono fatti. Benevento che vuole comunque non dare spazio alla squadra avversaria e arriva quindi il finale. La Kame chiude con il punteggio di 5-2